diciamolo, di tutti noi donne, orgogliosamente befane, vero? No. Per festeggiare così tante befane abbiamo bisogno di tanti uomini. E allora diamo il benvenuto agli alpini. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buon anno a tutti! Buon anno! Cappello su cappello te lo ricordiamo! C'è una lunga penna nera che a noi serve la bandiera. Su bei monti e belleggia, poi Allora, adesso diventiamo un attimo buoni. siamo buoni. Ecco, quello è il piano. Perché abbiamo un'altra ospite importante che tutti ci rappresenta, e allora accogliamo con un bellissimo applauso forte la Befana. Purtroppo si diventa vecchi. Scusate se sono arrivata un po' così perché il mio elicottero è andato in quel però non dovete capire. Va bene, ciao cara. Come va? Tutto bene? Tutto bene? Brava, a me fa piacere perché l'anno prossimo si sono qui ancora. Ma ogni tanto vi faccio tanti auguri a tutte le mie fane. Viva, viva la Befana! Insomma siamo ormai sono vecchia. Comincio per Quanti anni? tanti, se lo dico voi non ci credete. Sono 105 anni. Che sì, solamente sì, perché sono in alta montagna, presto fresco. Bella. Vedete come sono bella? La Befana. Per forza. Va bene. Mi raccomando. Elisabetta, ma tu ti vedo un po' sciamale, come fate? Guarda che io ti conosco da tanto, tagliale via, mettili di legno! È meglio, e poi dopo sai, con 2 stampelle rimane di legno vai in giro con 4 gambe. Ti va bene? Ti segno bene, e perché quando arrivo io alla tua età, vedi? No, tu quando arrivi alla mia età, devi così correre, Elisabetta, C'è la Rosanna che cosa vuole, Rosanna? cosa vuole? Conoscere la Befana da vicino. Piacere, io sono la Befana. Dove comando? Non posso comandare il gelato. Caffè di farina, lì, va. Tutto bene? Lei che comanda? Sta buono, magari il E allora quando si andrà i frasi lavoro da fare, oppure Maria, tu invece sei brava e mi devi insegnare. Io sono un attimo alla Befana che intanto si riposa. Io intanto vi porto il saluto a voi tutti, vi vedo come gli altri anni sempre ardenti, sempre giovani, e questa è la prima cosa che devo dire. E innanzitutto vi dico a tutti voi buon anno, siamo tutti all'inizio dell'anno, anche
anche queste persone che scappano via adesso ma che saranno nei vostri quasi privati e tutto. È troppo bello vedere quella grande famiglia che si trova qui al centro polivalente. Sapete quanto è bello? Quando sono entrato oggi, vedere quel presepe lì e tutto, ho detto guarda, la prossima volta ci metteranno tutti quelli del centro anziani a fare il presepe con quelli che vengono su, così faremo il presepe vivente. Io vi ringrazio comunque tutti e vi faccio i complimenti anche alla signora lì che mi saluta sempre, mi saluta signora. Ciao a tutti, buon anno e ci vediamo ancora. Siamo pronti intanto per mangiare, la Befana ci accompagna. Guardate un po' cosa arriva. E voilà. E intanto che aspettiamo, abbiamo anche la domenica, oggi siamo fortunatissime, tutti per noi. E intanto che mangiamo, che prepariamo, mettiamo la musica. Allora, chi dopo vuole tagliamo in modo che si fai tagliare. Perfetto signora, metto la scopa perché se no facciamo a ballare. Domenica. A domenica. Visto che gli uomini alpini non ballano, li facciamo cantare. Li facciamo cantare una canzone che sappiamo anche noi, quindi cantiamo insieme a loro. Quando si prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché. Funziona così. Adesso girerà questo pacchetto con la musica. Voi quando vi arriva dovete passarlo al vicino, perché è meglio che non l'abbiate in mano, altrimenti sarete voi la Befana. Non portatevi via il Quindi con la musica basta. Quando la musica si ferma, chi ha in mano il pacchetto lo apre. Pronti? Via, basta, Giuseppe, prenda, basta. Giuseppe, quando la musica si ferma bisogna aprirlo. Giuseppe, vuole far lei la Befana? No. Allora apra. Si fidi, apri. Giuseppe apre. Lui non vuole fare la Befana. No, uno apra. Tiri forte. Tiri. Tira fuori. Molla sotto. Tira. Ho un altro pacchetto. Però dentro c'è un biglietto che dice: Evangelo.
ho avuto a che fare. Giuseppe, guarda che Giuseppe, legga. Mi dispiace, la Befana non sarai tu. Variamoci sopra e sempre più. Ok, variamoci sopra sempre più. Giuseppe, facciamo un balletto. Non mi fa male. Vieni, devi fare il balletto con qualcuno con un stile di musica. Vediamo un po', Adele. Lei che balla con me? Adele. Adele? Oh, Adele, vieni con me, ci facciamo un ballino. Lega forte. Il titolo di Befana non verrà ancora assegnato, ma a un re maggio può essere anche tu indicato. Allora Eliseo, lei può indicare un re maggio. A chi facciamo fare il re maggio? Sì, no, il re maggio, siamo in 3 uomini. Comincia a indicarne uno. Signore là. Signor chi? Quello che si gira con la faccia. Il Gianangelo. Gianangelo, prego, primo re maggio, il Gianangelo. Un applauso a Gianangelo. Ecco qua, Gianangelo. Quale re maggio sei? Facciamo Melchiorre. Melchiorre. Allora avanti. Via. Stop. Rosa, provi ad aprire il pacchetto. Però che brava, che capace di fuori il pacchetto che c'è dentro. E poi c'è questo foglietto e lo deve leggere. Alla larga. Vediamo se riesce la rosa. Noi lo vediamo noi. Esatto, no. Diamo questo pacchetto. Due cose. Sei indicato. Da te. Da te. Che non ti sento. Che scelta sei stata? Il secondo re maggio sia indicato. Lei scelta un uomo per fare il re maggio. Aiutate la rosa. Chi è che facciamo? Fate un applauso! Giù in mezzo Giuseppe, bravo! Ecco Giuseppe. Giuseppe, un applauso a Giuseppe. Passa là!
Aspetta, no? Ma quello lo abbiamo dopo. Devi leggere alta voce, come se stai cantando, va bene? Mettiti a tuo agio, perché dovrai scegliere l'ultimo remaggio. Ecco, guarda in giro adesso Elisabetta, c'è un uomo, questi sono già le mani. Quelli sono già rimasti. Ma lo Ecco qua l'ultimo remaggio, diamo una bella corona. anche a lui. Testa grande, corona grande. E voilà. Mi sa che l'anno non è la prima volta che fa il remaggio, vero? Ecco qua. Un applauso, ne abbiamo trovati tutti i remaggi oggi. E adesso ci manca la Befana. Gisella? Sì, sì. Meno male, perché sennò da solo io meno male. Vediamo se sarà lei o non sarà lei. Se c'è il biglietto e basta è lei. Ma invece c'è ancora un pacchetto. Vediamo cosa dice. Tu Befana, per ora non sarai, ma un bel canto intonare potrai. Bene, dai. Gisella, mi sembra che allora può cantarci una canzone. Sola e nego per la città, da sopra la folla che non sa, e non vede il mio dolore, pensando a te, cercando a te, che più non ho. Brava! Sono un pezzettino piccolo ma... Chi è la Befana? Chi è la Befana? Non lo Chi è la sappiamo Befana? Abbiamo un pacchetto ancora. Forza! Pronti? Di là! Passa l'ala, passa l'ala. Apriamo, vengo dietro il microfono. Ma cosa c'entro io? Non sei contento di quella Befana con me? Ti porto via, Adesso la fortunata che la Befana sarà nominata. Befana 2013 Olimpia Carla! Oh, piglia, come fa freddo!
po' ginnastica. Ci siamo? Siamo tutti incantati da questa visione. Bravi! Bravissimi! E la Befana 2013! Grazie a tutti di questa partecipazione, questa grande famiglia che ci troviamo sempre. Vedo tanti oggi che mi guardano, allora sono poi Per forza, una visione va bene, ecco una bevata. Auguri, stacchiamo ancora! Signora Cristina, grazie. Prego! Sempre di questa la Befana mi presenta il signor direttore. Mi raccomando, stasera andate dritto, Gran patriarca, salvato fu dell'Africa, sapete perché l'autore di questo rigore, per l'autore di questo rigore, dei nostri padri.